e pertanto si riservano per quelle tappe e anche per la frazione a cronometro, la quale potrebbe dare preziose indicazioni sulle condizioni di forma dei due rivali. Tuttavia la tappa che porta da Cesenatico alla Betone avrebbe i requisiti per risvegliare le soffitte velleità dei grandi, con quella riva in salita che può consentire anche distacchi sensibili. Il campione del mondo sale con facilità, ma l'asso elvetico lo controlla passo passo, deciso a non perderlo mai di vista, un po' per suo stesso interesse e un po' nell'interesse del compagno di squadra Clerici. Nel finale della Cesenatico a Betone il toscano Gianneschi sorprende un gruppetto di fuggitivi e giunge solo nel regno di Zeno Colò, staccando di soli 2 secondi Grosso e Franchi. Astra giunge a poco meno di un minuto, poi viene Coppi che con un guizzo finale ha potuto rosicchiare al suo rivale solo pochi secondi. Questa però potrebbe essere la prima scintilla del grande incendio che non tarderà a divampare.